I pellegrini della diocesi di Chiavari hanno potuto conoscere da vicino una realtà, quella del Sudafrica, dove si fa esperienza di convivenza e integrazione. Il percorso proposto loro ha toccato diverse realtà, a partire dalla capitale, Cape Town, dove convivono 9 tribù con lingue e tradizioni diverse. Per questa sua caratteristica è considerata la piccola Europa africana. Filippo Giancani, guida del gruppo di pellegrini, vive in Sudafrica da 22 anni. Nella mia esperienza personale, sono sempre spesso in giro, nelle città, fuori città, non ho mai assistito a una scena di gente che si manchi di rispetto, di odio verso un'altra persona o di rabbia o di situazioni in cui uno pensa che ci siano delle tensioni sociali, come molti possono pensare, data la storia triste, l'apartheid ovviamente, che ha ovviamente caratterizzato tutto il dopoguerra in Sudafrica. Un safari nella natura, ma anche nell'anima, per i nostri pellegrini che hanno celebrato l'Eucaristia sotto una giacaranda e condiviso qualche tempo con gli ospiti dell'orfanatrofio di Mpumalanga. Io ho scelto di fare questo viaggio per ammirare una nazione ricca di cultura, di natura e di varietà anche che c'è tra questi popoli, perché è una nazione con 9 etnie diverse che convivono pacificamente tra di loro e si sono perfettamente ambientati nelle stesse città. In Sudafrica sono 80% i cristiani, di cui 8% i cattolici. Ci sono multiformi presenze cristiane e chiese africane. The relationship among the different denominations in Cape Town. I rapporti con le altre religioni sono buoni, ci incontriamo sacerdoti, pastori, leader delle chiese e discutiamo su come migliorare il rapporto tra le nostre comunità. Nel ritmo incalzante del viaggio si sono inseriti anche momenti di convivialità gioiosa e di confronto con le nostre realtà. Qua ci sono ancora i grappoli di fiore, mentre da noi abbiamo già la vendemmia quasi completata. Ma il vino quando è buono, buonissimo. Sì.